Angela, buongiorno! Che filtro mi hai messo? Sono magra? Sono bella? Sono affascinante? Ma intanto voglio parlare della mia pasta e fagioli. Facciamo le cose serie. Io purtroppo mi dovete scusare, ma ho poco tempo per mettermi ai fornelli e raccontarvi e farvi vedere tutte le mie ricette, perché scrivo per Famiglia Cristiana, faccio Cook 40, curo i nipoti, ho 2 figlie, ho un rompicoglioni di marito, cioè il mio mondo è pieno di tante cose, tutto il mio personale al ristorante napoletano, però quando Angelica cucina. Guardate sta pasta e fagioli, guardatela quanto è cremosa. Ma volete sapere che dentro che ci ho messo? Allora, fagioli borlotti messi a bagno la sera prima con un poco di bicarbonato, sciacquati stamattina, messi in cottura con sedano, carota, aglio e origano, e poi tenete un bello cambucci prosciutto, e ci ho messo pure una pezzettina di cambucci prosciutto. Ho fatto sobbollire il tutto per quasi 3-4 ore con fagiolo belle spappolate e diventate quasi crema. E adesso ci ho buttato a mezza cottura la pasta mischiata. Questo è uno spettacolo di pasta e fagioli, e la faccio risottare insieme ai fagioli, quindi a mezza cottura l'ho buttata dentro. Assistente, un po' di prezzemolo per piacere, mettiamo un pochino di prezzemolo, ecco. E Angelica mi fa vedere pure come salta, perché non posso saltare tanto per la mia schiena. Ma questo è un capolavoro. Avete capito come si fa la pasta e fagioli? Arrivederci.